Amici bellini, sono provato. Ecco, vi chiedo scusa se il video vi arriva un po' in ritardo. Potete vedere 1, 2, 3, 4 e 5 pagine per trascrivere tutte le parole di ADL e per commentarle insieme a voi. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto ad Antonio Grassia e cerchiamo di essere più veloci possibili perché il contenuto è lungo e merita l'approfondimento che merita. Vi chiedo il like non tanto perché dobbiate essere d'accordo con me, perché ovviamente io dovrò, oltre che raccontarvelo, commentarlo. Il like è per il lavoro fatto, ecco, onestamente, giusto per cortesia. Allora, partiamo da una considerazione iniziale che, visto che molto spesso io ho detto, più che ADL, a me non convincono i giornalisti che non gli rispondono e non gli chiedono conto di certe scelte e di certe risposte. Oggi abbiamo visto dei momenti in cui alcuni elementi del giornalismo napoletano si sono distinti per essere stati chiari, precisi, aver chiesto le cose che volevamo sentire e l'hanno dovuto richiedere anche più volte fino ad arrivare a Mimmo Carratelli, che è un monumento del giornalismo napoletano e che quindi all'età di quasi 90 anni non ha niente da chiedere a nessuno e non deve elemosinare nessuna presenza, nessuna cena da nessuna parte, e quindi se una domanda non la capisce la chiede di nuovo, e quindi noi ringraziamo chi cerca almeno di togliere dei dubbi per amore dei tifosi. Allora, si comincia. Siamo una famiglia, volevo ringraziare Chiariello. Questo è ADL, spostiamoci perché è ADL che parla, eccolo qua. E vi chiedo scusa se alcuni discorsi non avranno molto senso, perché purtroppo ADL, quando va a ruota libera, apre delle parentesi in continuazione e finisce per il non rispondere alle domande. Molto spesso va in contraddizione con quello che dice nella frase precedente o in qualche intervista precedente. Cerchiamo di essere il più precisi possibili per dimostrare queste cose che sto dicendo, e cerco di essere chiaro, almeno io, quando non lo è lui. In questa conferenza, ve lo dico subito, mi interessa poco il linguaggio non elegante che continua ad usare, perché è lui, e se Mimmo Carratelli ha quasi 90 anni, ADL ne ha quasi 75, e quindi non lo cambi, lui è così e ce lo dobbiamo prendere per quello che è. Non cambierà, l'ha ripetuto più volte, lui è fatto così e lui crede anche di essere il miglior modo questo di fare l'imprenditore e non il prenditore, che è la frase che gli piace di più. Voleva ringraziare Chiariello, a volte non sono d'accordo con lui, ma aveva identificato le colpe mie. Ecco perché, questa conferenza è per spiegare le sue colpe, perché lui si era preso la responsabilità. Le colpe sono mie, però le pieghe della verità, e quindi ci spiega, e quindi voleva rientrare ADL. Cade tutto, dovete lasciare i like, iscrivervi al canale. Ritorna alla questione atavica di Spalletti, e per ADL tutto il problema di questa stagione parte da un presupposto su cui io sono assolutamente in disaccordo, e cioè che la colpa di ADL è quella di non aver obbligato Spalletti a rispettare il contratto, e quindi lo doveva inchiodare sulla panchina. C'è anche il canale Telegram in descrizione sotto, vi dovete iscrivere, il telefono lo dice. Quindi c'è il contratto unilaterale, l'opzione, e come con Benitez bisognava farla rispettare. Questa è l'idea di De Laurentiis, e quindi lui non mette in discussione il suo atteggiamento nei confronti di vari allenatori o di giocatori o di collaboratori che alla fine non vogliono avere a che fare più con lui, che si vinca o che si perda, che possa essere una rampa di lancio o meno. Lui dice esistono dei contratti. Ora è la prima contraddizione: se esistono dei contratti non puoi metterti a discutere con gente che magari non vuole rinnovare con te e vuole rispettare il suo contratto e andare fino alla fine, e quindi punisci Zielinski. Zielinski ha tutto il diritto di rispettare il suo contratto e di andarsene dove meglio crede. Quindi questa è la prima contraddizione. Dopodiché De Laurentiis nel suo parlare ci parla del calo che c'è stato a marzo della squadra, e la star era Kvara, che non ha più segnato. Quindi anche qui stai dando la colpa del calo del Napoli a Kvara, stai dando la responsabilità a Kvara. Altra cosa assolutamente inopportuna, visto che a fine anno, come ci dirà dopo, dovrai sederti e contrattare il rinnovo di Kvara. Hai dato colpe a Kvara perché non ha più segnato, è per questo che c'è stato il calo.
Ora, se c'è stato il calo per questo, non può essere un calo che devi attribuire a Spalletti. Altra contraddizione. Quindi io ho fatto a Spalletti un cleaning di quelli che remavano contro, cioè quelli che ha venduto, e quindi gli ha dato una squadra che non remasse contro. Poi Spalletti dormiva qui. Quindi ci ripete questa cosa che sapevamo, cioè che Spalletti per raggiungere l'obiettivo aveva rinunciato completamente a tutta la sua vita per dormire a Castelvolturno, svegliarsi di notte alle 3 per studiare le partite e arrivare all'obiettivo. Io poi devo fare anche il film, ecco le parentesi qua, dovete starmi dietro perché è difficile. Io il film che devo fare, e poi mi dovete dire anche voi, perché lo facciamo al cinema e la facciamo anche una proiezione, però a pagamento, perché è qua un'altra contraddizione, perché De Laurentiis ama spesso dire che i soldi sono un fine, che i soldi non sono un fine ma sono un mezzo, e che parlare di soldi è volgare, però ad ogni piè sospinto ci ripete che per lui i soldi sono la cosa più importante, che da imprenditore è una cosa logica. Ma non ci dire che sono volgari, dici che è la cosa principale nella tua gestione di una squadra di calcio dove i sogni dei tifosi non hanno senso di esistere. Tu devi far quadrare il bilancio ed è l'unica cosa che interessa. Quindi proiezione a pagamento allo stadio, e pensa di farlo verso aprile. Anche questa cosa qua è molto discutibile, anche perché ad aprile saremo in piena corsa Champions. Chissà quanti punti saremo dalla prima. Potrebbe essere anche deprimente rivedere il film dello scudetto ad aprile. Magari, e ne stavo parlando anche con Guido, sarebbe più logico farlo in prospettiva, visto che è passato tanto tempo, in prospettiva della prossima stagione, dare un po' di entusiasmo e dei sogni per la nuova stagione. Vediamo cosa deciderà di fare. Ci rimane male per la Champions. Quindi, avendo archiviato lo scudetto, convinti e sicuri di vincere lo scudetto, lui a quel punto puntava a vincere la Champions, o almeno arrivare in finale. Perché se l'Inter, che è arrivata a 20 punti da noi, arriva in finale, perché non ci devo arrivare io? Ma lui dice, a me bastava anche andare in finale, mica la voglio vincere per forza. Perché? Perché la finale poi mi portava a partecipare al campionato mondiale della FIFA, che sono 100 milioni. Quindi, ancora una volta, non c'è l'obiettivo di vincere titoli sportivi, ma di incassare 100 milioni per la partecipazione. Quindi ogni volta che lui dice, noi siamo da 15 anni in Europa, non è per farsi bello della crescita della squadra a livello sportivo, ma semplicemente per gli ingressi che devono aumentare il fatturato, perché non c'è un altro modo di aumentare il fatturato. Quindi, dopo le 3 sconfitte col Milan, insomma, dopo le situazioni col Milan tra campionato e Coppa, poi Kvara ha sbagliato il rigore, altro attacco a Kvara assolutamente gratuito, poi i giornalisti dicono ma anche gli arbitri, e lui dice gli arbitri, ma signori, io in 24 mesi faccio il centro sportivo. Capite che capite perché è difficile seguirlo De Laurentiis? Perché lui apre una parentesi, ti dà un altro titolo e tu nel frattempo ti sei dimenticato di tutte le contraddizioni che ti sta dicendo prima. Comunque, lui dice degli arbitri non me ne frega un cazzo. E poi apre un'altra parentesi sulla Superlega. Perché? Perché mentre deve dire degli arbitri non me ne frega un cazzo, sta attaccando Lega, Federazione, per rimettere in mezzo la Superlega, che era sbagliata, però, e quindi parte l'attacco alla FIFA, visto che la FIFA non va bene, andatevi a guardare la cosa su Netflix, come dice sempre, e l'idea del campionato parallelo gli piace tantissimo e la vuole fare. Poi una precisazione, mi è piaciuto Lombardo in questa conferenza, perché lo ha tenuto a bada, ha cercato di riportarlo sul punto e di non fargli aprire troppe parentesi e di fare poi esprimere la premessa iniziale e poi aprire le domande. Facciamo un applauso a Lombardo in questo caso, e ADL comincia a leggere, perché ha degli appunti, delle cose che voleva sviluppare, e comincia a leggere la PEC a Spalletti. Io gliela mando per tirarlo su di morale, cioè per ridargli la fiducia nel suo pensiero. Io mando la PEC, che è fredda, e lo sappiamo benissimo, per attivare un'opzione unilaterale che Spalletti ti ha già dimostrato che non voleva attivare. Dice ADL per tirarlo su di morale, cioè perché magari l'ho visto che per tirare su Spalletti e per non farlo ammosciare nel finale di campionato, io gli mando la PEC. A me in America mi considerano un avvocato rompicoglioni, sempre per la questione dei suoi contratti, e quindi ritorna la famosa cena del 12 maggio dove Spalletti dice tranquillamente di voler prendersi la pausa, l'anno sabbatico, e di tornare in campagna. E qua ADL, un'altra contraddizione, mentre ci dice io ho cominciato a cercare nuovi allenatori, perché una delle cose buone, che poi parla anche di se stesso, è di aver individuato Spalletti quando ancora c'era Gattuso. Parliamo di gennaio, di quando Gattuso aveva dei problemi.
e quindi avere già individuato era un'ottima vision e aveva messo i presupposti per il futuro di quella stagione. Mentre in questo caso lui dice: io avevo già provinciato, ma esistono, quando tu vuoi prendere un allenatore, gli allenatori ti possono anche dire di no, e lì ti devi fare due domande: perché gli allenatori ti dicono di no, oltretutto con una squadra che sta vincendo il campionato, vi renderete conto? E poi aggiunge: io non mi davo per vinto perché pensavo evidentemente di convincerlo Spalletti. E lì, se in 2 anni non hai capito il carattere di Spalletti, anche lì ti devi fare due domande. Quindi la mia colpa è, dovevo dire lei rimane e basta, quindi con freddezza già gli dà del lei rimane e basta. Quindi l'idea di ADL era costringere un allenatore anche quando non vuole più rimanere, il che onestamente non credo sia una soluzione. Apre un'altra parentesi: Kim lo sapevamo già che se ne sarebbe andato, perché quella era la condizione con cui abbiamo potuto prendere Kim, la clausola con la certezza, dice, si lo sapevano già al firma del contratto, con la certezza che se ne sarebbe andato da qualche altra parte. E poi aggiunge una follia assoluta che dice: l'anno scorso è stato più semplice, quindi sminuisce anche quello che è stata la stagione del Napoli, perché il Liverpool è arrivato quinto e l'Ajax, dice la squadra olandese, è arrivato terzo, mentre quest'anno, guardate che stanno facendo, sarebbe stato più difficile quest'anno. Attenzione De Laurentiis, l'Ajax è stato ultimo in classifica per tantissimo tempo, adesso è in risalita, credo che in questo momento sia quinto, insomma situazioni un po' diverse, quindi non lo sappiamo. E il Liverpool, che veniva da una grande stagione l'anno precedente, è normale che può prendere un'annata un po' così, ma non devi andare a sminuire quello che abbiamo fatto, altrimenti è proprio un suicidio, è proprio una rachina. Ma la reale motivazione di Spalletti gliel'ha data, e qua entra nei meandri del forse, del credo e del non saprei, perché dice forse pensava che i ragazzi avevano dato tutto. Se hai questo dubbio devi chiederti anche se vale la pena mantenere tutto l'impianto di squadra o se devi cambiarne parecchi, che è un dubbio che in pochi abbiamo avuto onestamente, ma se tu lo avevi avuto questo dubbio dovevi intervenire. O meglio, se avevi avuto questo dubbio poi non puoi dire a fine conferenza che la squadra ha vinto per distacco e che quindi dovevi cambiare pochi uomini. Un'altra contraddizione. Quindi questa conferenza, io non mi soffermo sui modi e sulla mancata eleganza del presidente, assolutamente, mi soffermo su quello che dice, perché molto spesso mi si dice ma quello sbaglia i toni, sbaglia i modi, ma ha ragione su tutto. Ma ha ragione su tutto su che cosa? Se lui dice A e poi dice in realtà il contrario di A, però forse è A, quando ti dà una risposta del genere, su che cosa ha ragione? Gli si chiede quindi sui progetti e lui dice: io sono già proiettato al 2030 avere i mezzi per competere con le squadre più forti del mondo. E qua dobbiamo capire cosa intende, perché durante la conferenza ci parlerà del centro sportivo e andremo ad approfondire. Ci parlerà dello stadio, perché devi aumentare, se vuoi competere devi aumentare il fatturato. Devi fare in modo che ogni anno il Napoli ha una base di ingresso, perché tu parli dei debiti degli altri, ma i debiti degli altri comunque partono da una base che ogni anno fanno il doppio se non il triplo dei soldi tuoi. Se tu non riesci a farlo aumentare sfruttando il brand, sfruttando i tifosi nel mondo e sfruttando le vittorie sportive, che a te pare non interessano, ma che è l'unico modo per far aumentare fatturato e brand, non capisco come vuoi arrivare a competere con le squadre più forti del mondo. E poi dice: ma voi mi accusate che non abbiamo il vivaio, ma abbiamo il Bari. Anche qui bisogna capire se è una cosa lecita da fare, avere una squadra satellite che poi tu sì, magari lanci dei giocatori che sono tuoi, li lanci lì, poi te li vai a riprendere, poi li smisti. Non è una bella cosa, non ci piaceva con Lotito, con la Salernitana, e non mi piace con De Laurentiis, Napoli e Bari. Quindi avresti, invece di fare il Bari, potresti sfruttare quell'investimento che hai fatto per fare il vivaio, e sono giocatori veramente tuoi, e poi dopo non hai il problema delle liste. Attenzione, che se fai comprare un giocatore al Bari, lo fai sfruttare là, poi dopo nelle liste non ti vale. Ragionaci, presidente. Poi, altra parentesi un po' strana, non mi sono mai permesso di dire la sporcizia a Napoli, io sono l'alfiere della napoletanità. Se foste tifosi non critichereste. No, non funziona così l'essere tifoso. Esiste il tifoso, quello là che difende a prescindere, che mette i paraocchi e non vuole sapere niente. Esistono anche i tifosi critici, caro presidente, e devi accettarlo. Io quest'anno chiudo con 80 milioni più 147 milioni di riserve, quindi ancora una volta
si fa vanto della gestione che è ottima a livello economico, e poi io leggo acredine, forse invidia, Giuntoli è cresciuto con noi ma poi era juventino. Anche qui è difficile unire i puntini se ogni puntino sta su un'altra pagina, è difficile unire i puntini. Dopodiché interviene Chiariello che dice: Spalletti non negava ma non confermava quando lei diceva pubblicamente che si sarebbe continuato con lui, non ha avuto dei dubbi? Domanda legittima di Chiariello, proprio anche esposta molto bene, e quindi non ha avuto dubbi che in napoletano si è fatto fare da Spalletti. Si rizela un attimo De Laurentiis: no, io mi sono fatto fare da nessuno. E lui dice: se io lo dico pubblicamente, poi la PEC basta e avanza perché c'è il contratto. E ovviamente noi sappiamo che questo non basta, specialmente se ci sono dei rapporti incrinati, e specialmente se ti sei reso conto, hai saputo leggere il personaggio con cui hai a che fare, ti devi rendere conto che non basta quello. E forse non sarebbe neanche bastato un'inversione di rotta nei rapporti, ma nei rapporti vis-à-vis, non via freddi via mail, sicuramente. Dopodiché si chiede di Thiago Motta, è proprio per il suo carattere che magari ha detto di no, e lì De Laurentiis entra un po' nello specifico e dice: c'è stato un incontro di 6 ore, lui poi probabilmente puntava a un'altra squadra europea che non vi dico, credo si dica Paris Saint-Germain. Idem per quanto riguarda Luis Enrique, ha parlato con i suoi avvocati per 3 giorni e poi ha scelto il Paris Saint-Germain. E poi aggiunge questa cosa che aveva detto già, cioè che Dragusin lui aveva offerto più soldi, però non specifica se li aveva offerti al ragazzo o se li aveva offerti al Genoa. Onestamente la vedo difficile, perché De Laurentiis spende anche tanto per i cartellini, ma sugli ingaggi sta molto più attento. E il Genoa risponde: noi abbiamo anche un'offerta del Bayern, ma il ragazzo vuole andare in Inghilterra, e lì non ci puoi fare niente. E lì noi sappiamo, se sai questa cosa qua, non perdere tempo con Dragusin che andrà in Inghilterra, e individua un altro difensore, perché se ti sei reso conto, se volevi prendere Dragusin vuol dire che un difensore serviva, e invece non è arrivato. Mi dicono che io sono un tuttologo, e qua, ripeto, gli dà fastidio tantissimo quando gli dicono questa cosa qua, e lui non è un prenditore ma è un imprenditore, ed elenca tutti i compiti che lui ha svolto nel cinema: segretario di produzione, questo, quello, fa tutto un elenco che non vi ripeto, fino ad arrivare a diventare il produttore. Io scelgo anche il manifesto del film, come vedete, come si è capito, lui De Laurentiis conferma che lui vuole essere il tuttologo, conferma che vuole avere l'ultima parola su tutto, e questo in una società snella o in una società strutturata, lui dice società spoglia, rallenta tutto, perché se tu devi avere l'ultima parola e i tuoi collaboratori non hanno potere decisionale, rallenti tutto. E così si può gestire una piccola azienda, sicuramente, come io sto gestendo. Questa poi è una cosa, io sto imparando cosa significa essere un imprenditore. Non è assolutamente facile. Ho la mia piccola azienda e devo prendere delle decisioni, e non è facile, però io non gestisco il Calcio Napoli che ha vinto lo scudetto. Lì devi delegare a qualcuno, altrimenti, come vedete, si fanno degli errori e poi tu stesso non sai con chi te la devi prendere. Ritorna ai 37 milioni che li ho messi io, riaumentano i milioni per l'acquisto del Calcio Napoli. Sappiamo benissimo che alla fine il prestito che poi arrivò dalle banche fu di 29 milioni e non di 37. Negli anni ad ogni intervista cambia, erano 39, poi 35, poi 37. Per un periodo ha detto 30, quindi io dicevo: bravo presidente, sei ritornato alla cifra reale. Adesso sono riaumentati a 37 milioni e 750 mila euro, e io non faccio fare agli altri, faccio io, sono il presidente del fare, quindi faccio tutto io. È proprio quello che noi gli contestiamo. Lui lo conferma con forza e con orgoglio. La società non spoglia e ci dice: preso Meluso, che se fossi a Meluso le cose che state scrivendo io mi incazzerei tantissimo. Poi individua Michelin, un grande capo scouting, ma poi sappiamo che De Laurentiis in sede di trattativa va lui personalmente. 18 milioni all inclusive, parlando con Pozzo, e così si perde tempo, presidente. Oltretutto non sei tu che dovresti fare le trattative, oltretutto non sei tu che dovresti decidere, perché poi vedete che va proprio nei meandri anche della tattica, del piede sinistro, del piede destro, e purtroppo non dovrebbe essere compito tuo. Lindstrom è anche trequartista, quindi è un plus, e vi ho fatto le schede, adesso vi distribuisco le schede. E lì Antonio Giordano interviene e va su tutte le furie, come è giusto che sia.
caro presidente, a noi le schede non interessano perché noi non ci servono, non è che non ci interessano, non ci servono perché noi facciamo questo mestiere e sappiamo capire, individuare, abbiamo facoltà di studiare i giocatori senza bisogno delle schede che ci date voi, che possano essere di transfer market o che possano essere di Wisecout, come ha tentato di dire Carlo Albino per difendere fino alla morte il presidente. Non è una cosa buona che si scelga con Wisecout, tu devi andare a vedere le partite. Wisecout può far contento il presidente che legge 2 schede così, ma gli altri, e sono sicuro che lo sapevano, Lindstrom gioca lì negli half space, come vogliono dire quelli bravi. È una questione di lana caprina. Tutto è tranne che un sostituto di Lozano. Quindi non ci servono queste schede. Dietro ai rifiuti la domanda di Giordano, che riprende un po' quella di Chiariello, perché De Laurentiis non ha risposto. Sei convinto che non ci sia la tua personalità che possa essere un po' invasiva? E poi l'anno prossimo sarà simile a quest'anno come gestione? La domanda è perfetta, perché poi ti fai la domanda, dici che sia stata colpa tua, ma l'anno prossimo fai uguale? Cioè scegli tu tutto? E De Laurentiis ci dice: io l'anno prossimo farò come ho fatto in questi 19 anni. Signori, non c'è speranza. Quando voi mi contattate e dite ma quello forse Mertens viene in società, adesso chiama Hamsik. No, De Laurentiis lo dice proprio specificamente dopo, dice: io non voglio personaggi che magari siano anche di grande spessore e che abbiano un po' un rapporto con i media che vengano poi difesi, io faccio io. Ed è più di questo che cosa vi devo dire? Io non conoscevo il calcio, poi con Marino, con Migon ho imparato, ma ho portato io i migliori giocatori al Napoli, quindi anche De Laurentiis direttore sportivo. Spalletti l'ho preso io quando Gattuso aveva problemi, Spalletti che poi fu contestato per il terzo posto. Se non ci fossi io non si farebbe lo stadio, dove sta questo stadio? Non si farebbe il centro sportivo come il Manchester City, dove sta questo centro sportivo? Ma il problema sono le leggi. Quindi lui dice: se non ci fossi io non si farebbe tutto questo, ma ci dice anche: ci sono dei problemi di leggi e quindi se non si fa non è colpa mia. Perché poi vogliamo parlare del Viola Park? Perché adesso De Laurentiis parla di entro 24 mesi massimo, perché lui tra 1 anno e mezzo deve lasciare Castelvolturno. I terreni del Viola Park Commisso li ha comprati nel 2019. Poi ci sono i problemi con le leggi che dice De Laurentiis, è vero. Quindi il programma era di aprire in 2 anni anche per Commisso, ma è stato inaugurato a metà 2023, perché poi ci sono delle problematiche. All'epoca ci fu il Covid, poi aumentano i costi dei materiali con gli anni che passano. Insomma, se voi pensate che il centro sportivo stile Manchester City si possa fare in 2 anni, siete assolutamente pazzi, e ascoltate un uomo che vi sta raccontando, che vi sta vendendo una balla. Poi interviene un altro giornalista, dice: ti sei ingrassato, dopo però c'è la pasta e fagioli. La New Era, e qua si entra in un discorso che interessa anche poco sicuramente ai tifosi. La Lega decide di staccarsi dalla Federcalcio, di essere un campionato di Pro Premier, dai praticamente un tappeto al presidente di entrare in un discorso senza capo né coda, perché non possiamo essere come la Premier. Sono d'accordo, dobbiamo azzerare la Melandri, la solita legge Melandri, il contratto con DAZN. Perché non lo voglio fare io il contratto con DAZN, lo voglio vedere col mio avvocato. Quindi si entra dei discorsi che non finiscono più. Si era reso conto che Spalletti non era sereno, c'erano talmente tanti di quei punti di vantaggio che io ero molto assente. Questa si potrebbe anche invertire: io ero molto assente, quindi il Napoli ha avuto tanti punti di vantaggio, e insiste sul fatto che teneva cose da fare e che quindi non poteva essere molto assente, non poteva essere molto presente, ma non c'era bisogno perché c'erano tanti punti di vantaggio. Quindi lui veramente crede di essere la soluzione a tutti i mali. E per quanto riguarda la penale, esiste ancora, ragazzi, è in mano agli avvocati, quindi quella cosa lì continuerà a essere una spada di Damocle. Poi vuole parlare di Garcia, il Garcia bollito, era il migliore della Ligue 1 della Ligue francese. Ricapitola il curriculum di Garcia, poi ripete la bugia, perché è una bugia che Garcia ha detto: non ho visto giocare il Napoli a Capodimonte. È un falso storico che De Laurentiis ripete, nessuno lo contesta, perché oramai avevate distrutto Garcia, quindi non c'è voglia di riabilitare Garcia. Però io già lì lo dovevo cacciare. Ma perché Garcia non ha fatto entrare subito nelle rotazioni come Spalletti aveva fatto con Kim, subito Nathan e subito Lindstrom?
E perché li hai presi tardi? Perché Kim l'avevi preso in estate, ma già c'era una programmazione ed era costretto Spalletti, avendo perso Koulibaly, a trovare una soluzione immediata. Hai preso un giocatore giovanissimo che non ha esperienza in Europa come Nathan, c'era bisogno di adattamento, quindi su questo onestamente non te la puoi prendere con Garcia. E poi, se la squadra era così forte, non c'era bisogno impellente di mettere dentro Lindstrom, o sbaglio? E quindi voi cosa avreste detto se l'avessi mandato subito a casa, che faccio tutto io, e se avessi chiamato Mazzarri subito? È chiaro che qua sono con te, presidente. Se tu avessi chiamato subito Mazzarri dopo la conferenza di Capodimonte, avremmo tutti detto sei impazzito, e te lo diciamo con un po' di ritardo perché Mazzarri non è un allenatore che può allenare questa squadra in questo momento. A Lecce mi ha ascoltato e abbiamo vinto, appena mi allontavamo perdevamo. Altro falso storico, il Napoli ha perso partite e ha pareggiato partite anche con ADL, allenatore in seconda, che era lì a dare consigli a Garcia, il che non aiuta, anzi crea più imbarazzi all'allenatore, crea dei problemi nello spogliatoio. La sacralità dello spogliatoio De Laurentiis non la capisce, non la comprende. E poi nella partita con l'Empoli si arriva praticamente allo scatafascio, perché De Laurentiis in stile Berlusconi entra, dice, dà consigli, e Garcia giustamente dice mi lasci fare, cioè faccio io, se poi sbaglio mi esoneri, è giusto così, e così è andato, e l'ho mandato a fanculo e va benissimo. E gli chiedono ma se Kvara avesse segnato, perché ricordiamo che quella partita con l'Empoli ha tutta una storia sua particolare, e qua De Laurentiis non riesce a rispondere, apre un'infinità di parentesi, dice dopo aver preso il gol, perché dice non si vede bene la partita dallo stadio, si vede dall'iPad, quindi dopo che abbiamo preso il gol sono andato nello spogliatoio per vedere bene la partita, per vedere come si stava sviluppando la partita. De Laurentiis, il gol con l'Empoli l'abbiamo preso al 91esimo, quindi sei sceso nello spogliatoio a vedere una partita che era finita, non c'era più niente da vedere. Apre delle parentesi dimenticandosi la domanda: e se Kvara avesse segnato lo avresti esonerato lo stesso? Gonge per esempio ha segnato, quindi entra nei nuovissimi acquisti. L'assist di Lindstrom, Mazzocchi benissimo, anche se voi lo avete attaccato perché aveva fatto male la prima partita come Rachmani, e Kvara più al centro. Mazzarri ha umiltà. Io gli avevo chiesto di fare il 4-3-3, evidentemente si è reso conto anche De Laurentiis con un po' di ritardo che quel 4-3-3 non si può ripetere, e che magari anche se lo ripeto nel frattempo ti hanno studiato, e quindi non serve fare la fotocopia sbiadita. Il senso di questa conferenza non l'ho capito, e quindi De Laurentiis risponde: ho spiegato quella che era l'opzione di Spalletti, io voglio vincere il più possibile, ma ricordiamo che dobbiamo lottare contro squadre indebitate. E qua entra in un altro problema dove dice qua perdono tempo nelle riunioni, parlano delle squadre femminili, ci sono 6 squadre femminili, a me non interessa. Vuoi aumentare il fatturato, vuoi competere con le più grandi squadre del mondo, il calcio femminile fa parte del calcio del futuro e dovresti considerarlo. A te non interessa la primavera, a te non interessa il calcio femminile, ti interessa solo la prima squadra. Siamo indietro rispetto alle squadre con cui tu dici di voler competere. Si arriva alla questione preparatore atletico, e quindi si poteva esonerare prima Garcia, ma dice esonerare è doloroso non solo per quello che viene esonerato, anzi no, per loro di meno, perché loro comunque io li devo pagare, quindi esonerare è doloroso per De Laurentiis, se ancora ci parla di soldi. Volgare. Lui aveva il fare francese con la puzza sotto il naso, quindi abbiamo dovuto mandare via Sinatti, Rongoni, e anche con Rongoni, dice De Laurentiis, gli ha detto come doveva preparare i giocatori proprio a livello di preparazione atletica, perché hai lo staff di Sinatti, devi fare così, e quindi anche lì ti sei messo contro una situazione. Devi far fare, se poi si sbaglia si sostituisce, se tu intervieni come hai visto, cioè non lo diciamo come ipotesi, se intervieni è capace che va male, lo diciamo come quello che è successo, sei intervenuto ed è andato male lo stesso, quindi non farlo più, prova un'altra strada. Kvara sarà il tema centrale per quanto riguarda il rinnovo. Io ho chiamato il clan di Kvara 6 mesi fa per proporre dei contratti e mi hanno risposto non c'è fretta, ne parliamo a fine campionato. Qua, idea mia, non lo posso sapere, probabilmente l'offerta che hai fatto non era soddisfacente, perché se dopo un anno tu proponi un rinnovo che soddisfa, magari loro possono accettare. Invece se ti hanno detto ne riparliamo a fine campionato, è un clan che è sicuro del talento del ragazzo e sa che il ragazzo può fare bene anche quest'anno e possano chiedere molto di più,
a fine anno, quindi magari qua la Vision imponeva di fare un contratto un pochino più generoso, ma questo non lo possiamo sapere. Tra 1 anno e mezzo devo andare via da Castelvolturno, mi ferisce che non sto a Los Angeles, è la cosa che gli fa più male. Tra 120 giorni il sindaco mi deve dire dello stadio, e quindi io ho 2 possibilità. Qua De Laurentiis pure va nelle chiavette più assolute, perché dice c'ho la possibilità di Afragola per una serie di vantaggi logistici, o a Pozzuoli, e qua lo interrompe, dice ma come a Pozzuoli lo stadio? Pozzuoli, stai parlando del centro sportivo? Sì, il centro sportivo, quindi fa un po' di confusione. È cambiato, una volta ha detto Salerno, una volta ha detto Caserta, adesso ci dice Afragola, vediamo, tanto non è una cosa che succederà a breve. Tra l'altro, se la vogliamo prendere con il sindaco, prendiamocelo con il sindaco. Quando abbiamo saputo che la sindaca di Parigi, anche lei ha detto lo stadio non va, è proprietà dei parigini, e quindi anche un piano di acquisto di 1 miliardo da parte del Paris Saint-Germain non ci soddisfa, quindi fatevi 2 calcoli. Sono a favore della Superlega, ripete, ma e insiste in questa cosa, cioè che la Superlega deve mettere in difficoltà la FIFA, che è la cosa che gli interessa di più, e parte con un'altra invettiva, dice perché la nazionale deve andare a marzo a giocare 2 partite negli Stati Uniti, cosa che onestamente fa piacere solo a me, ma sono d'accordo qua con De Laurentiis, non se ne sente il bisogno di interrompere preparazioni e partite per andare a fare queste 2 amichevoli, e quindi la Superlega deve andare alla fine ad essere un discorso che va dal posto dei Champions, Europa League e Conference, parallelo con i campionati, che sono la cosa più importante, e poi mette due idee in mezzo che possono anche funzionare, perché dice perché noi dobbiamo stare a quelle che sono le richieste dei palinsesti televisivi per l'orario delle partite. La domenica l'ultima partita si deve giocare alle 6 perché i bambini devono andare a scuola. Mi piace, è una giusta considerazione. Mentre il sabato la partita si può fare anche alle 23, perché poi il sabato chi vuole andare in discoteca e chi vuole andare allo stadio, quindi si può fare anche alle 23. Discorso che si può tranquillamente accettare. Se siamo un po' schiavi dello spezzatino delle TV, bisogna trovare una soluzione. Mazzarri per la prossima stagione, se fa bene, Mazzarri è un amico, ha capito che andare all'Inter all'epoca è stato un errore, sarà quel che sarà. Qua la domanda è legittima, ma sta già cercando qualcuno, perché se la cosa buona l'hai fatta e ti sei preso i meriti di aver cercato Spalletti a gennaio, quando non sapevi delle condizioni di Gattuso, De Laurentiis qua blocca tutto e dice ma ti pare che io cerco qualcuno già adesso, adesso che tornano i giocatori a Mazzarri e che può giocare Mazzarri? Signori miei, allora tu veramente stai pensando di confermarlo? Se Mazzarri dovesse andare bene nel finale di campionato, aiuto! Tu lo dovevi già avere, ma noi lo sappiamo, lo abbiamo detto a tutti quelli che ci volevano convincere che Conte aveva già firmato con il Napoli, che non è così, perché se tu non sai a quale posto arriverai, non puoi avere già il sì di un allenatore che non sia un allenatore piccolo, però devi cominciare a fare i sondaggi. Spero che ADL abbia mentito, cioè che stia cercando e stia avendo dei colloqui, magari sta avendo dei no, ma comincia a scartare quelli che ti dicono di no. Quindi siamo a febbraio, ad aprile vediamo. Zielinski non poteva servire per la Champions? Amore, ma tu le vedi le partite? Perché qua si passa alle donne, e lui ma tu le vedi le partite? E penso fosse la Sabrina Uccello che dice sì, le vedo le partite. Le ultime partite di Zielinski non sono state tanto convincenti. Questa questione veramente interessa poco, perché poi secondo me Zielinski, se tu hai 2 partite secche di Champions, giocatore talentuoso, deve giocare a prescindere. Certo, tu non valuti Traoré, perché la scusa dobbiamo valutare Traoré non lo valuti in quelle 2 partite. Hai le 16 partite, 17 partite che ti sono rimaste in campionato, lo valuti sul lungo Traoré, non certo su 2 partite. Mentre Zielinski lo potevi, ma purtroppo questa sappiamo che ci sono tutte altre dinamiche. E poi dice a Demme gli voglio bene, e continua l'attacco ai procuratori di Zielinski. E va, Traoré ha un riscatto della Madonna. Altra domanda, dice perché dice che è colpa sua se lei dice che ha i collaboratori? De Laurentiis, io sono la società. Ditelo, è vero che gli dico sempre consigliatemi, poi faccio il cazzo che mi pare, però gli dico di consigliarmi. Ancora una volta, lui è la società. Senza Champions, se non ci qualifichiamo in Champions è un fallimento. De Laurentiis ci dice, ascoltate bene, lo scudetto è un evento,
è un evento più unico che raro, non ripetibile, quindi il Napoli deve puntare a quel punto all'Europa. Ma a Napoli, dice De Laurentiis, sei tu che devi fare i cambi, non aspettare che gli altri decidono di andarsene. Presidente, se tu hai capito questa verità, che ad un certo punto devi fare tu i cambi senza arrivare a delle situazioni logore di contratto. Tu hai fatto il contratto a Politano, hai fatto il contratto a Mario Rui e vedete quante contraddizioni in termini. Lui dice di aver capito delle cose e poi fa l'opposto. Attenzione, senza Champions lui dice che investe lo stesso. E un'altra domanda sempre in ottima di mercato: se i giocatori, come lei ci ha detto, a marzo erano alla frutta e quindi c'è stato il calo, non andava poi migliorata la squadra con il mercato se poi lei voleva vincere la Champions perché voleva vincere la Champions? E qua De Laurentiis ritorna alla famosa narrativa: se abbiamo vinto per distacco non penso che si devono fare tanti cambi. Come vedete è una continuazione, sono dietro front continui. E poi arriva il momento di Mimmo Carratelli che parte ricordando la famosa legge, no? Donne, vecchi e bambini. Se non avessero parlato le donne io non avrei fatto la mia domanda, non avrei parlato. E riprende le domande di Chiarello e Giordano e dice: se l'ambiente è scontento, se tutto questo, non è che lei che si è chiesto se magari è per il suo brutto carattere, perché lei arriva qua e ci parla e si avvicina anche troppo a noi, non dovrebbe avvicinarsi a noi giornalisti trattandoci con delle parole così, con un po' di arroganza, e invece lei dovrebbe fare il presidente con una certa eleganza, proprio le parole che io vi dico da 2 o 3 anni. E qua De Laurentiis non riesce a rispondere, apre una serie infinita di parentesi che cerco di riportarvele perché è cronaca. Vedi, io sono un imprenditore, e parte con l'elenco: i gelati, le automobili, il cinema, l'immobiliare, il Napoli, il Bari. Decido io i film da fare, perché se poi devo stare attento a quello che sono i film che piacciono a me, no, io devo fare i film che so che piacciono al pubblico. Evidentemente il mio essere imprenditore è un detonatore per lei che viene da un calcio che veda si è perso già completamente. Dice: i personaggi in club, i personaggi di spessore che parlano bene sui media, di cui parlano bene sui media e poi sono indebitati, per me non stanno bene. Attenzione, che cosa stai dicendo, presidente? Non si capisce niente. Il calcio è industria di intrattenimento e io sono andato a vedere anche un bel film con Paul Giamatti. Attenzione, la domanda ce la ricordiamo, non è che lei per il suo brutto carattere, cioè questa arroganza che ha, che la gente è scontenta nell'ambiente e non vuole venire a Napoli. Io sono andato a vedere un bel film, poi un bel film anche greco. Dopodiché arriva alla conclusione, dice: io forse perché faccio il condottiero, perché i soldi sono i miei e quindi io ho mandato a fanculo Boglione, che poi Boglione di Torino sarebbe quello della K, perché non riusciva a vendergli magliette in America dove hai 15 milioni di tifosi. E quindi ho detto a mia figlia: ti sei laureata, adesso fai tu questa cosa qua. Noi aspettiamo che Valentina, gli dobbiamo dare un po' di risolva la questione, che non è che adesso con EA7 siamo già da un paio d'anni, magliette qua in America non ci sono, e io sono testimone di tutto questo. Quindi hai mandato a fanculo quello della K, non puoi mandare a fanculo EA7 che ti ha solo regalato il marchio, non manderai a fanculo anche tua figlia se nel frattempo non stai vendendo anche in America. Però diamo un po' di tempo. La Juve vince ma imbroglia e io posso permettermi di mandare a fanculo tutti perché non ho scheletri nell'armadio. Quindi lui dice, in tutta questa apertura di parentesi, dice: sì, magari tu dici che sono brutto carattere, sono arrogante, eccetera eccetera, i soldi sono i miei, quindi proprio sono arrogante e me lo posso permettere perché non ho scheletri nell'armadio. Quindi qual è la soluzione? Mussare il carattere? No, o bere o affogare. Questa è la risposta che ti ha dato De Laurentiis. Poi si rende conto, insomma, dell'importanza di Carratelli, che tra un po' fa 90 anni, vuole invitarla ad una grande cena. Carratelli dice: ma non ti preoccupare, proprio, non ne ho proprio bisogno. Lombardo poi cerca di riassumere tutto, perché si è reso conto che De Laurentiis non ha risposto, e dice: la domanda di Giordano, Carratelli e Umberto Chiarello è: sei tu il problema? E De Laurentiis dice: se fossi il problema mi sarei fatto subito da parte, non ho un brutto carattere, sono adorabile, chiedilo a mia moglie se non sarebbe rimasta mia moglie. Chiude poi Umberto Chiarello per scaramanzie, perché ha portato bene la sua domanda finale l'anno scorso. I 2 errori sono quindi stati costringere Spalletti, cioè non costringere Spalletti, e non cacciare subito Garcia. Ma quello che non ho capito è: se tu sapevi già che Kim
andava venduto, sarebbe stato venduto immediatamente. Perché non l'hai sostituito subito? De Laurentiis ci fa sapere che di netti non sono i 57 che ci hanno raccontato, ma sono 42 milioni netti. Giuntoli era separato in casa da novembre, quindi avresti dovuto sostituire. A gennaio i giocatori non si trovano, quindi quando ci viene a raccontare che a gennaio fai il mercato per risolvere la situazione, ci stai dicendo una balla. Poi devi trovare i giocatori che, perché col piede destro possono giocare a sinistra, ma col piede sinistro non possono giocare a destra. Che cosa significa? Non è facile, dice De Laurentiis. Poi ci sono gli extracomunitari, ci sono il problema delle liste, ne devi prendere uno giovane, ne devi prendere uno che non gioca in Coppa d'Africa, eccetera eccetera. Andiamo a mangiare. Quindi non ci ha risposto perché non ha sostituito Kim immediatamente senza aspettare agosto con Nathan. Ci ha detto che non è facile. Non ci ha risposto perché Giuntoli si era messo in branda da novembre e non lo hai sostituito. Hai preso prima Garcia e poi hai preso Meluso, ma il mercato lo fai comunque tu. Non ci ha risposto su come verrà affrontata la prossima stagione, con un cambio di rotta, con figure societarie importanti che possano consigliarlo, o meglio, sotto questo punto di vista ci ha risposto, ha detto: io sono la società, io farò tutto quello che ho fatto già in passato e continuerò a fare. E poi ci ha buttato un po' di fumo per quanto riguarda centro sportivo, stadio e voglia di vincere. Signori, in questa conferenza io non mi metto a parlare delle parolacce e di nulla. Parlo del contenuto, ed è nei contenuti che De Laurentiis sta dimostrando di essere miope, che è il contrario di essere un visionario. Puoi avere l'idea di far giocare le squadre alle 11 di sera, ma nella gestione di una squadra di calcio, che non è un'azienda di gelati, devi tenere presente che ci sono dei rapporti umani, devi tenere presente che ci sono delle dinamiche tra uomini che esistono, e non puoi fare e disfare quello che vuoi tu perché vuoi decidere tu fino all'ultima tazzina di caffè di quanti bicchierini di plastica sta race può comprare, perché così può andare bene una volta, ti può andare bene in un'altra, ti può andare molto male un'altra volta. I tifosi si disaffezionano. E attenzione alle nuove generazioni, perché noi continueremo a seguire il Napoli come una fede, perché è una fede, ma le nuove generazioni, se non gli dai gli idoli e se non gli dai delle vittorie, non se la comprano la maglietta. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Abbiate pazienza per la lungaggine. Ho fatto 2 ore in 40 minuti. Meglio di così non potevo fare.